Lo spirito e i valori delle penne nere, protagonisti di 60 componimenti letterari, arrivati alla giuria del concorso Racconti attorno al fuoco. Storie giunte da ogni parte d'Italia e premiate a Vittorio Veneto davanti a 300 spettatori, anche e soprattutto persone che non appartengono al corpo degli alpini. Parole attorno al fuoco è un esempio di come noi vogliamo uscire, vogliamo manifestare quella che è la nostra disponibilità ad accettare, ad accogliere racconti di chi magari l'associazione non la conosce, non conosce l'alpinità, però è interessato a venire in mezzo a noi. La soddisfazione grande è quando alla premiazione vedi queste sale riempite di gente che viene a vedere, che viene a ascoltare i racconti. Il primo premio è andato a Giorgio Visentin e al suo racconto Solo per amore, la storia di un ragazzo che dopo una delusione d'amore parte per il fronte. Un gesto irrazionale che sfocia in una lettera indirizzata alla fidanzata, che strappa però prima di spedire, non volendolo incolpare dell'eventuale sua morte. Questa emozione la porterò assieme a tante altre che ho avuto questi anni militando negli alpini, a cominciare dalla mia partecipazione a Rossos, all'operazione Sorriso. Racconti attorno al fuoco rientra tra i tanti appuntamenti in calendario di Aspettando il raduno Triveneto, in programma in giugno a Vittorio Veneto. Cominciamo con storia, cultura, memoria, la nostra montagna, gli eroi, ecco, ricordiamo in questo anno del centenario. Nei ricordi